Infine scendiamo verso il mare. In Sardegna si sente sempre, a 100 e 100 chilometri dalle coste, che splende nell'aria da ogni lato. È una vera isola Sardegna, dentro il suo splendore e le sue tempeste. È una vecchia che chiede l'elemosina, ma mai avrei sospettato si potesse chiederla così regalmente. Seduta in terra sulla soglia di casa sua, circondata da tutte le figliole, impassibile, stende l'arida mano di mummia e raccoglie, anzi sorride come di spregio dietro a chi ha dato. E sono le figliole che ringraziano. Una sovrana. Ma ad Iglesias, dove i sardi lavorano nelle miniere, non ho visto più gioia né ruminio. Ho visto il nulla della fatica quotidiana, fatica che serve a un tozzo di pane e tozzo di pane che serve alla fatica, come di schiavi in una cava cartaginese. Carrello sospinto dall'aldilà rotola sul binario e a tratti so da un calpestio furibondo come d'un cavallo sepolto vivo.